Operaio condannato a UTA. Orrore familiare scuote la Sardegna. Un operaio quarantenne è stato arrestato dopo essere stato sorpreso a minacciare di morte la sua compagna. Ma l'orrore vero riguarda i due figli minori di lei, vittime di anni di punizioni brutali. Ti racconterò in dettaglio l'intervento notturno dei carabinieri, le prove sconvolgenti scoperte durante l'indagine e il destino dell'aggressore nel carcere di Utah. Non è solo cronaca, è un grido d'allarme per la Sardegna. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Tutto è iniziato nel cuore della notte, in un'abitazione nel centro di Iglesias, nel sud Sardegna. Una violenta lite, innescata per quelli che sembravano futili motivi, ha spinto la compagna, anche lei quarantenne, a compiere un gesto disperato. Terrorizzata è riuscita a scappare di casa e, una volta in strada, ha chiamato immediatamente il numero di emergenza 112. I militari del nucleo automobile della compagnia di Iglesias sono arrivati in pochi minuti e hanno trovato l'uomo che continuava a inveire e lanciare minacce di morte esplicite contro la donna. A questo punto i carabinieri bloccano l'aggressore, ma l'indagine sta per fare una scoperta sconcertante. L'uomo di 40 anni non maltrattava solo la compagna, era un carnefice sistematico dei due figli minori di lei, di 12 e 15 anni. Qui arriva la parte più difficile di questa storia. Cosa hanno subito questi ragazzini e per quanto tempo? Purtroppo gli abusi andavano avanti da anni. Le indagini hanno documentato un quadro di violenza brutale che includeva percosse, cosizioni fisiche e, pensa, l'uso di frustate come punizioni corporali. Il lavoro investigativo, condotto in stretta collaborazione con l'autorità giudiziaria di Cagliari, ha raccolto riscontri solidi che hanno trasformato l'accusa di semplice lite in una ben più grave di maltrattamenti in famiglia continuati. L'operaio è stato formalmente arrestato e trasferito in custodia cautelare presso il carcere di Utah, dove attende il processo. 2 ragazzi e la loro madre sono stati finalmente sottratti a un incubo che durava da anni nel sud della Sardegna. Questo tragico caso di Iglesias ci ricorda quanto sia fondamentale non abbassare la guardia sul fenomeno della violenza domestica, in particolare quando ci sono minori coinvolti. È una piaga che la nostra isola deve sconfiggere con l'aiuto di tutti. Cosa possiamo fare noi come comunità sarda per incoraggiare le vittime a denunciare prima che sia troppo tardi? Lascia il tuo commento e parliamone. Metti un bel pollice in su se vuoi rimanere sempre aggiornato su tutti i casi di cronaca in Sardegna e iscriviti al canale e attiva la campanellina. Grazie per aver partecipato, ciao!